Anche il sindaco di Treviso Mario Conte ha voluto provare l'emozione della realtà virtuale attraverso questi occhiali che permettono una visione in 3D. Ti consentono di vivere un'esperienza straordinaria. Io mi sono ritrovato nei panni di Modigliani e quindi è un qualcosa di davvero incredibile e innovativo. Questa è una delle tecnologie a disposizione dei cittadini nel laboratorio permanente di innovazione per lo sviluppo digitale ospitato negli spazi dell'ambasciata dell'agenda digitale presso la biblioteca di Borgo Cavour a Treviso. InnoTV è il progetto finanziato con 700.000 euro dalla Regione Veneto con fondi europei e che ha visto il comune di Treviso capofila insieme a Carbonera, Roncade, Silea e Villorba. Un bel progetto inserito magistralmente all'interno del tessuto urbano e che quindi diventerà la palestra digitale per tutti i trevigiani, per i giovani, ma io spero anche per gli anziani che abbiano modo di utilizzare questo spazio per crescere dal punto di vista delle loro competenze digitali. All'interno del laboratorio sono presenti una sala polifunzionale di accoglienza, uno showroom e uno spazio di coworking con 8 postazioni. Una città di Treviso radicata nel presente ma proiettata al futuro. Qui significa dare una visione di città proiettata al futuro, concedere degli spazi tecnologicamente innovativi per i nostri studenti o semplicemente per chi vuole venire in biblioteca anche a lavorare, viste anche le necessità che la pandemia oggi ci ha creato. Un'opportunità che viene offerta ai più giovani, alla cosiddetta generazione digitale, ma che punta ad accogliere anche chi ha qualche anno in più per un'esperienza di studio innovativa. Questa resta una biblioteca, vogliamo dirlo, siamo orgogliosi che sia fatto all'interno della biblioteca, è il fatto che sarà trasversale dai bambini agli anziani, verranno fatti dei corsi, verranno fatti dei momenti di incontro, di studio, ripeto, sempre stiamo parlando di studio, ma chiaramente saranno indirizzati a delle categorie diverse.